Amici belli, allora dobbiamo, non è definitivo ma poi mi organizzo. Il rinvio, il non rinvio, l'anticipo contemporaneo un poco dopo, dobbiamo parlare di questa cosa perché c'è polemica ovviamente, e vediamo un pochino tutti i calendari perché non si capisce nulla. Cominciamo. Allora, benvenuto Ciro Setale, come tutti i nuovi iscritti che stanno accorrendo in massa, e io ringrazio tutti quelli che stanno passando per il fluido.net, si stanno comprando dei gadget, magliette, cose belle, e quelli che invece non possono, non se lo possono permettere perché comunque ci sono dei costi e lo capisco benissimo, ma il vostro supporto mi arriva con like e commenti, condivisioni dei video, fate passare il canale ai vostri amici e va benissimo così, e io vi ringrazio, i destini forti. Allora, c'è tanto di cui parlare perché c'è stata una riunione, andiamo a leggere quello che sta succedendo perché non si capisce nulla. E io devo capire perché mi ha già scedato 6,5, perché poi per quelli che stanno a Napoli e che vogliono festeggiare lo capisco, però a me 6:30 del mattino, 6:30 tutte e due le partite, e la partita di prima mi sono organizzato con il che fare. Andiamo a vedere che sta succedendo perché non si capisce nulla. Allora, la decisione dell'osservatorio, la riunione. Quando si gioca in mattinata si è riunito l'osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale per esaminare la richiesta di spostamento data del match avanzata dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ma nessuna decisione è stata presa. La questione infatti è stata rinviata al CASMS, l'organico operativo. Domani si spera, la ma sapere, sarà dunque messa in parola la parola definitiva sulla vicenda. Soprattutto i tifosi provvisti di biglietto sapranno con esattezza quando dovranno recarsi al Maradona, se sabato alle 15 oppure domenica alle 12:30 in contemporanea con l'azione, o a seguire alle 15. Addirittura c'è quest'altra possibilità, addirittura subito dopo. È un casino. Andiamo a leggere ulteriormente. Io poi a fine video, ve lo dico prima, se no poi a fine video non ci arrivate, voglio prenderla come abitudine. Mi è piaciuto tantissimo leggere dei commenti random del video precedente e leggere i vostri commenti, perché così fate parte ancora di più del canale, mi fa piacere. Quindi 3 commenti bonus a fine di questo rinvio. L'ultima parola. Tutto lascia presagire in ogni caso che la partita sarà spostata da sabato a domenica. Il motivo? Evitare di fatto una festa ininterrotta di quasi 48 ore dal pomeriggio di sabato alle notte tra domenica e lunedì. In pratica 2 feste consecutive senza soluzione di continuità. Una ufficiosa subito dopo il match tra Napoli e Salernitana in caso di successo degli azzurri. Ragazzi, poi non facciamo brutte figure. Ma sempre vincere la partita, perché altrimenti si rimanda e si rimane. Quindi prima cosa da fare è che si deve vincere, seconda cosa è che la Lazio non deve vincere, non deve pareggiare. Quindi no, la Lazio deve solo vincere per rimandarci, però è una ufficiale qualora la Lazio non dovesse battere l'Inter e quindi il giorno dopo a San Siro. Le previsioni della prefettura parlano di 1 milione di persone in strada. Giocare Napoli-Salernitana domenica concentrerebbe i festeggiamenti in un'unica data anziché 2. L'indizio sul rinvio: Napoli-Pesaro di basket anticipata a sabato. Un indizio indiretto del prossimo spostamento è arrivato dal basket. Il match della penultima giornata tra Gevi Napoli e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma originariamente domenica alle 17:30, è stato anticipato a sabato alle 19 proprio per evitare che l'enorme afflusso dei tifosi nella zona di fuorigrotta possa addirittura mettere a rischio la disputa del match. Domani il CASMS sarà chiamato a esprimersi anche sull'incontro di calcio. Napoli aspetta, spera e prepara la festa. Ovviamente non sono tutti d'accordo con questa cosa. Arrivano dei comunicati da parte di alcuni tifosi della Salernitana che fanno sapere che, e dobbiamo leggerli insieme. Nel testo si legge: il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli, scrivono i gruppi della Curva Sud. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. No, si capisce bene cosa, è una questione
questione anche di ordine pubblico, si capisce. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l'intero panorama calcistico italiano e Salerno meritano rispetto. Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino. E non lo deve intaccare, e su questo siamo d'accordo. Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica. La logica invece l'abbiamo capito. Se quella data è stata decisa da tempo, ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata. Ora, ci sarà un motivo, è molto semplice. Ci sono gli impegni delle varie squadre, concordate anche con poi altri impegni extra Serie A. Ricordiamo che stasera l'Inter per esempio già gioca e quindi si deve calcolare una certa distanza per rendere poi tutto fattibile. Ricordiamo che Udinese-Napoli è prevista per martedì, allora tu che fai? Giochi domenica e poi martedì, anche questo è difficile. Quindi andiamo a vedere le altre dichiarazioni e poi non dimentichiamoci ragazzi i diritti TV, perché quelli se le sono spostate anche per fare gli ascolti che devono. Nel comunicato poi si legge anche una contraproposta: avete bisogno di giocare in contemporanea? Venga anticipata l'altra gara. A noi tali abusi, perché di ciò si tratta, fanno ribrezzo e non possiamo tollerarli. La nostra è una presa di posizione che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dunque chi di dovere faccia le giuste considerazioni. Il calcio italiano e i suoi vertici hanno già perso la faccia in altre occasioni. Mostrate almeno un po' di dignità. Queste parole fortissime, molto aggressive. Allora andiamo a vedere cosa succede, perché questo poi è il calendario ad oggi, ad ora. Quindi venerdì si gioca Lecce-Udinese e Lecce, ragazzi, queste partite adesso diventano un po' tutte importanti, perché noi pensiamo solo ai fatti nostri, però è giusto che la Salernitana pensi anche ai fatti loro, perché la lotta per la retrocessione sta diventando importante. Non credo che la Sampdoria si possa salvare, non credo che la Cremonese si possa salvare, ma il Verona è solo a un punto e potrebbe risucchiare Spezia, Lecce e andiamo a vedere Spezia-Monza. Quindi si giocano Spezia, Monza e Lecce Udinese, che sono importantissime per la salvezza. Poi ci sarebbe Napoli-Salernitana. Ci sarebbe o ci sono, diceva Totò in quale film, vediamo se siete attenti. Roma-Milan, che è importantissima. Torino-Atalanta, Gasperini, Juric. Inter-Lazio si gioca domenica alle 6:30 del mattino. Voi vedete gli orari, che sono gli orari miei di New York. Cremonese-Verona, che è clamorosissima. Quindi per esempio Inter-Lazio è l'unica partita ovviamente del lunch match, dopodiché alle 9, cioè alle vostre 3, ci sono Cremonese-Verona, che è da considerarsi un big match tra due piccole che si devono salvare. Fiorentina-Sampdoria probabilmente inutile, quindi alle 3 ci sta questa partita importante. Dobbiamo anche vedere però le partite successive, perché se tu sposti cambiano poi la preparazione alle altre partite. Se Udinese-Napoli è prevista per martedì come unica partita di anticipo vero e proprio, se tu poi la sposti a domenica, il Napoli c'ha solamente un giorno, cioè manco il tempo di recuperare, e voi direte ma avete già vinto. Ho capito, abbiamo già vinto, ma dobbiamo vincere con la Salernitana, altrimenti non abbiamo vinto proprio nulla, e dobbiamo vincere con l'Udinese. E allora anche spostare poi significa non rendere regolare il tutto, perché si deve andare avanti con una logica. Juventus-Lecce, Atalanta-Spezia mercoledì, come Sampdoria-Torino, come Salernitana-Fiorentina, e quindi loro non vogliono che sia spostata a domenica, perché così avrebbero anche un giorno in meno di riposo verso Salernitana-Fiorentina. E vediamo anche che l'Inter per esempio gioca mercoledì, non martedì, e quindi anche loro sono coinvolti in questa cosa qua, anche se non credo che si possa anticipare quella dell'Inter con la Lazio, perché l'Inter gioca stasera e allora poi devi anticipare quella là e non si può fare. Quindi ragazzi è caos totale. Al momento non sappiamo ancora quelle che sono le decisioni, le dovremo sapere domani. Io sentivo una telefonata fatta alla radio ufficiale e onestamente ci sono anche situazioni uniche dove io dico: io ho comprato il biglietto per la partita, ho fatto un biglietto aereo oppure un biglietto del treno, avevo previsto come da regolamento, come da calendario, di venire il sabato e magari andarmene la mattina. Che devo fare? Devo spostare la domenica mattina il rinvio, non posso partire più il sabato, quindi devo spostare 2 biglietti di aereo, di treno, devo vedere come accomodarmi poi, perché ragazzi non è facile trovare un posto
anche di Airbnb, qualcuno che arriva da fuori, qualcuno che diventa complicato anche per gli accomodamenti. Quindi sotto questo punto di vista io la vedo difficile per due motivi: uno, per gli stravolgimenti generali; due, e soprattutto per i diritti TV, che andrebbero a perdere con la contemporaneità diversi soldi. E quindi, perché noi la contemporaneità la chiediamo e la invochiamo non solo per il festeggiamento, ma in generale, questo è il caso specifico, ma in generale sarebbe bene la contemporaneità, e l'abbiamo visto che non ce la danno più nemmeno l'ultima giornata oramai. Perché? Perché devono fare più soldi possibili, quando la contemporaneità serve poi per la regolarità di un campionato. Se questa regolarità non ci è stata data in favore dei diritti TV, come possiamo sperare che poi si possa fare per la regolarità, per le leggi e per i regolamenti già scritti? Si deve trovare un compromesso che possa avere senso per tutti, e qualcuno resterà scontento. Comunque vada, qualcuno resterà scontento. Io in chiusura non vi posso dire come andrà, ma credo che sarebbe più logico lasciare tutto come sta, e se si vuole fare il festeggiamento un pochino più concentrato, in qualche modo si può fare, aprire il Maradona nel giorno, a mezzogiorno e mezzo il giorno dopo, e chi vuole andare per festeggiare allo stadio, sicuramente una buona fetta vorrà andare lì. Quanti ne sono? 50.000, vanno 50.000 allo stadio, e il resto poi per la città si deve gestire come l'ordine pubblico. Io credo che questa sia la cosa più logica. Non lo so se si deve fare il biglietto, sicuramente si deve fare il biglietto perché tutti vorranno esserci. Non lo so se si possono mettere i maxi schermi, è troppo nuovo, non ci sono dei precedenti, e quindi è possibile fare delle previsioni. Ma anche questa volta c'è il caos totale, le polemiche, ognuno dice la sua e non possiamo mai vedercene bene. Messaggi bonus che voglio leggervi nel finalissimo, commenti che sono sull'ultimo video di ieri. Domenico ci dice, tra l'altro nuovo abbonato, ci dice: siamo tutti come quei due ragazzi che piangono al fischio finale della partita, e continueremo a piangere di gioia, perché non è solo la vittoria di un campionato, è molto di più, ed è veramente difficile da spiegare. Forza Napoli sempre. Altro messaggio che ce lo scrive Virgilio dalla Germania: sono orgoglioso di aver sofferto decenni con tutti i napoletani tifosi del mondo e con questa splendida community da circa 2 anni. Sono anche molto orgoglioso di aver trovato questo canale di Valerio, che ha un livello e un modo di discutere e ragionare sempre, ad esempio, eccezionale. Valerio, perdonami, ma non so esprimermi meglio con il mio italiano limitato e con ruggine. Grazie, abbracci e saluti dalla Germania. Virgilio, ti devo dire la verità, ti esprimi molto meglio di alcuni che nascono e vivono poi in Italia, non ti preoccupare proprio. L'errorino di grammatica non ha alcuna conseguenza nell'esposizione del tuo pensiero. Sapete cosa, Xamir, sapete cosa mi commuove più di tutto? È rendersi conto di far parte di un gruppo enorme di tifosi che provano le stesse emozioni di rivalsa contro un potere che da sempre ha provato a schiacciarci sotto tutti i punti di vista, e non parlo solo del Napoli calcio, ma del Sud Inter. Mi rivolgo per questo ai vari tifosi di Salernitana, Avellino, Benevento, Lecce, Bari, Crotone, Palermo, Catania, Messina, eccetera. Dedichiamo a voi questo scudetto, augurandovi presto di vivere le nostre stesse emozioni. Forse quel giorno capirete cosa voglio dire. Sempre Forza Napoli. Grazie a te, Valerio, per tutto quello che ci hai regalato in questa stagione, e ti ringrazio per il messaggio bellissimo, e ringrazio tutti voi. Mi sto divertendo a preparare un recap generale. Credo che il recap sarà diviso almeno in 2 video, il ricappone, perché il ricappone se prendi almeno un minutino tra reaction oppure tra commento di fine partita, per fare tutto il girone d'andata, 18 partite, 19 partite, e lì già viene di 20 minuti senza dire niente. Quindi faremo girone d'andata e girone di ritorno per rivivere quelle che erano le sensazioni dall'inizio, perché noi non ci possiamo dimenticare che abbiamo cominciato in grosse difficoltà, perché il mercato non era finito, perché c'era Fabian che separato in casa, Politano che se ne voleva andare, ve lo ricordate? Quindi quando adesso stanno anche prendendo in giro quelli che hanno fatto le grigliate e mettevano il Napoli fuori, io ho cercato la mia griglia, non l'ho trovata, credo che non l'ho fatta, perché poi in quel periodo di inizio campionato ero a Napoli e non avevo il computer. Nella mia griglia mentale, però, vi devo dire onestamente, io il Napoli l'avevo messo quarto e non più di quarto, perché c'erano troppe problematiche e troppe incognite
che poi si sono sviluppate, si sono sciolte queste incognite dopo l'inizio del campionato e dopo la fine del mercato. Io l'avevo messo quarto, ma pensavo a una lotta serratissima, perché c'era il ritorno della Roma, il ritorno della Lazio, il ritorno dell'Atalanta, che avevano fatto un brutto campionato l'anno scorso. Quelle tre invece le dai per scontate, e quindi una lotta serratissima per il quarto posto tra queste quattro squadre. Il Napoli invece si è messo sotto, ha fatto un campionato incredibile e quindi non ce n'è stato per nessuno. Le milanesi grosse difficoltà, la Juventus maluccio, un po' meglio delle milanesi, perché se vai a contare i punti sul campo un po' meglio, però hanno perso col Monza, hanno perso parecchi punti per strada, maluccio, e il Napoli poi così. Quindi bene anche la Lazio, bene anche la Roma, l'Atalanta così e così, però il Napoli troppo su e quindi irraggiungibile. Da New York! Valerio Fluido è tutto, e da New York io non so dove mi andrò a vedere questa partita, perché chi lo sa, se è sabato che poi tengo il che fare, se è domenica che poi dovevo andare a trovare... Vediamo cosa succede, voi state tuned, i destini forti sul fluido.net. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.